Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. La fase autunnale quasi invernale, visto l'entrata di aria più fredda, interesserà ancora nei prossimi giorni gran parte dell'Italia. Oltretutto bisognerà anche attendere la prossima settimana il probabile arrivo di aria molto fredda su vari comparti del nostro territorio. Ma fermandoci a questo weekend, partirei subito con una mappa in quota circa 5.500 metri che ci fa vedere l'instabilità. È incentrata su sabato, con i colori sull'arancione si indica appunto l'instabilità e si può notare come l'Italia sia appunto avvolta da questa forma circolare. Si tratta in gergo tecnico di una goccia fredda che appunto interesserà il nostro territorio, che quindi dispenserà tempo parecchio incerto. Per vedere la distribuzione delle piogge iniziamo con sabato. Possiamo notare da questa mappa come le piogge interesseranno soprattutto il nord, i settori tirrenici occidentali con delle precipitazioni intense soprattutto sui settori tirrenici e parte anche della Sardegna. Neve sulle zone montuose a quote anche localmente inferiori ai 1000 metri, specialmente sulle Alpi. Domenica tutto si sposterà un po' verso sud, il nord respirerà da questo punto di vista per il fatto che non ci saranno delle precipitazioni. E per quanto riguarda il centro-sud ancora precipitazioni diffuse localmente abbondanti. Dunque siamo inseriti in questa fase di tempo incerto che ci terrà compagnia per gran parte del weekend e, come accennavo prima, teniamo d'occhio la possibile irruzione fredda ben più accentuata di questa che interesserà l'inizio della prossima settimana. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.